ho pensato a quale formato dare a questo mio breve intervento e penso che la cosa più utile sia fare una specie di riunione di lavoro con voi, come le faccio spessissimo col Presidente della Regione e col Sindaco e con Edoardo, che vedo qua e saluto. Partirei da Levante verso Ponente e tocchiamo 7 o 8 grandi progetti di interesse per lo sviluppo del porto e della città. Levante, darsene di Levante. Voi sapete che per alcuni anni abbiamo avuto una situazione di provvisorietà, abbiamo garantito lo svolgimento del Salone grazie a un splendido lavoro fatto dal Sindaco e dal Presidente della Regione, ma dobbiamo uscire dalla provvisorietà e dare una valorizzazione all'intero compendio, primo atto del nuovo Waterfront di Levante firmato con Renzo Piano. Abbiamo ricevuto alcune istanze da parte di soggetti interessati allo svolgimento del Salone e alla valorizzazione dell'intera darsena per lavori di riparazione, refitting nautico, altre potremo riceverne. Abbiamo un'intesa piena con il Presidente della Regione e col Sindaco, quindi diversamente dagli altri anni, sulla base delle istanze che stiamo ricevendo e che valuteremo, daremo una sistemazione pluriennale al compendio. Ci spostiamo, ente bacini, durissima e faticosissima vertenza. Quando sono arrivato a Genova mi è stato presentato come uno dei problemi principali per le riparazioni navali di Genova, che ricordo sono un'eccellenza nel mondo, non fosse altro per aver vinto proprio i riparatori genovesi la gara fatta a Marsiglia per il nuovo bacino. Abbiamo fatto 2 passaggi in comitato, pubblicheremo il bando di gara per l'assegnazione del bacino entro Natale. Ci spostiamo verso la zona del bacino di San Pierdarena. È la parte del porto commerciale che ha sofferto di più l'obsolescenza delle opere a mare e dell'accessibilità rispetto ad esempio a Voltri e al terminal di Singapore. Noi qui abbiamo avuto essenzialmente 2 grandi fattori. Abbiamo prorogato le concessioni che stiamo per stipulare con agguerriti concessionari genovesi che in fatto di soldi non mollano un euro, quindi diciamo è un negoziato difficile, ma siamo alla stipula anche qui entro dicembre e lo avete sentito la settimana scorsa, c'è stato questo incontro tra il Presidente della Regione, il Ministro delle Infrastrutture del Rio e il Comandante a Ponte per la concessione del terminal Bettolo. È molto importante, a mio parere, far arrivare in tempi solleciti un armatore del calibro di Aponte a Genova, perché è importante avere un soggetto in grado di influenzare a livello nazionale, europeo e planetario alcune decisioni di investimento. Noi non abbiamo solo il problema di quel terminal, abbiamo il problema della diga, dell'accessibilità, di arrivare ai retroporti. Allora un conto è avere grandi investitori che premono insieme a noi, un altro conto è dover fare tutto da soli. Quindi anche questa concessione che stiamo definendo lo reputo un grande segnale di fiducia e di importanza per Genova. Ci spostiamo più a ponente, abbiamo l'assegnazione delle aree di Cornigliano. Voi sapete che Cornigliano per una sentenza del Consiglio di Stato dobbiamo rimettere a gara quelle aree. Con Società per Cornigliano stiamo definendo la procedura per assegnare queste aree estremamente importanti dal punto di vista della logistica. Genova soffre di un problema di spazi per autoparchi o per ospitare i cosiddetti terminal vuoti. È un problema comune a quasi tutti i porti europei. Vedo il sindaco con cui giustamente spesso diciamo eppure a Genova vediamo aree sottoutilizzate, però diciamo
quando c'è un'area, per poterla assegnare e metterla a valore, occorre svolgere procedure e quell'area è un'area estremamente importante. Spostandoci ulteriormente, c'è la questione annosa e sentita da tutti di lo spostamento dei depositi chimici. Sono rimaste fondamentalmente due aree che stiamo valutando insieme al presidente Toti, a Sindaco Bucci e a Edoardo Rixi. L'area Ilva, il carbonile dell'Enel. Sono due aree che reputiamo potenzialmente idonee a ospitare questi depositi chimici. Sono delle valutazioni e degli approfondimenti in atto che speriamo di concludere a breve, ma anche su questo fronte molto sentito credo che siamo vicini alla soluzione. Ho fatto questa veloce carrellata perché penso che sia anche utile dare il segnale di un lavoro fatto, di cose in cantiere e dei risultati che potremo avere a breve. Chiudo con una nota. Io sono molto ottimista, non un po', sono molto ottimista su Genova. Ho segnali continui di una grandissima attenzione imprenditoriale a livello mondiale su questa città. I segnali vanno tradotti in realtà, quindi non è un ottimismo che risolve, ma certamente grazie anche ad alcune eccellenze genovesi di cui si parla troppo poco, ma qui ci sono grandi imprenditori, grazie a queste eccellenze, alla congiuntura internazionale, io penso che il futuro di questa città, se siamo in grado di fare un corpo unico, sarà estremamente positivo.